Siamo in Madagascar, vicino alla stazione biologica di Maromizà. Abbiamo avuto la fortuna di incontrare un camaleonte, ma il più grande camaleonte del Madagascar, il camaleonte di Parson. I camaleonti sono dei rettili specializzati nel mimetismo, infatti cambiano colore anche a seconda dello sfondo, ma possono anche utilizzare i colori per comunicare tra di loro, per manifestare territorialità. Questo è un maschio, se ne avesse un altro vicino probabilmente assumerebbe dei colori più accesi, minacciosi, grazie alla proprietà della pelle che ha la capacità di cambiare colorazione velocemente. Gli occhi sono indipendenti, a lungo ci si è chiesti come può un cervello utilizzare due immagini nello stesso momento che sono totalmente diverse, però è stato scoperto che in realtà non le utilizza tutte nello stesso momento, ma alterna l'immagine dell'occhio destro con quello sinistro, quindi riesce a non fare confusione. Per quelli che pensano che l'uomo sia così intelligente grazie al suo pollice opponibile. Se fosse così li unì a 3 e questo sarebbe sicuramente laureato in fisica nucleare. Questa la tagliamo ovviamente. Sì, questa la tagliamo.